Bella a tutti ragazzi, in questo video sono MTM e vi do il benvenuto qui da Service Power, o bensì da Stefano, perché oggi siamo qui per fare una chicchetta, anzi più che una chicchetta avrei proprio una bestiosità di chicca. Andiamo a fare qualche modifica alla zettina che tra poco vi faremo vedere insieme. Adesso aspettiamo che un attimo si sistemino due cose, dopo portiamo la moto sul carrello e vi facciamo vedere appunto cosa sta per succedere qui dentro. Allora, una delle cose più importanti da fare soprattutto in questo momento è iscriversi al canale, condividerlo con gli amici, che fareste un gran favore visto che il canale sta prendendo una bella piega, un bel piede. E niente ragazzi, ci vediamo tra poco qua dentro. Brutta. Can I be your star tonight? You fill my soul with light the day we met. I don't wanna leave your side. Have me by your side when the sun sets. Let's leave for an eternity. We'll sail across the lights beyond the sky. I'll be with you eternally. I'm an addict for your love, it keeps me high. Da cosa partiamo Stefano? Partiamo da paramotore verde Kawasaki, uguali identici e molto aerodinamici rispetto a quello che è l'alternativa originale Kawasaki. Questi sono veramente buoni e vanno a proteggermi quello che è la linea del motore senza coprire i convogliatori e senza coprirmi il paramotore, carta motore. Chiave da 14 sempre a livello di cover, ok, perché va agganciata qua, perfetto. Bitimotore non poteva prendere cosa migliore. Numero 1 Lightech Ergal, vero Ergal, no plastica colorata. Non è AliExpress, solo qualità. Poco ma sicuro. Andiamo a levare con la zip in alto. Ok. Ce ne sono di varie misure, quindi iniziamo a svitare un paio alla volta, così non sbagliamo l'ordine di sequenza di montaggio, soprattutto della lunghezza. Quindi andiamo con 3. Non mi butti nel copyright per qualche motivo. Ah sì, è vero. Già Perché magari ti fai un bel video figo, dopo magari la musichetta sotto. Già successo anche a me. Gli acciappano il culo. Poi se Michael la portasse pulita, come dico io, l'effetto... Farebbe un gran favore, un Adesso effetto. noi facciamo una pulizia a secco. No, perché altrimenti l'Ergal si distrugge la testa appena la dobbiamo sganciare. Perché l'Ergal meglio di no, perché altrimenti se noi dobbiamo mollare il carter succede un po' da track. Le cannonate di Michael danno i suoi frutti e poi aggiungiamo anche un po' di olio a motore. Grazie. Faccio io le fiammate. Questo in italiano lo chiama ogni 6.000, quindi intervalli di 6, 12, 18. Se non sbaglio sono 8.000. 6, 7, 8, 2.000 km. Se l'abbiamo fatto a settembre, quando abbiamo fatto anche il discorso delle gomme, se non ricordo male, siamo a 8.000 km. Sti cazzi. Guarda, già con le viti così è una figata. Ah, sì. Perché è anche un verde elettrico, non è un verde pallido. One part. Made in Italy, Kevlar. Puro carbonio. Ok, qua ci mettiamo un po' di fenofiletti. Chiave a torcia l'abbiamo. E va, inizia il furto delle chiavi. Eccolo qua, era sotto qua, come sempre. Guarda come riflette. Che roba! Prodottino magico. Prendiamo un altro strato venuto qua.
very difficult. Anche lo straccio verde Kawasaki e le jeux sono faits, madame. Signor Tommy. Sembrerebbe. Allora, questa me la tengo su per ultimo, quindi andiamo su con tutte queste tranne quella. Se ci fosse l'olio verde te lo metterei. Verde fluo. Verde fluo. Io faccio. Ma se poi frena? Ha il buco da aprire? No, ti conviene mettere su prima il faro, poi andare dentro con la chiave da Ma ce la fai? Sì. La parte qua sì. Sì, ho messo su. Ma che scuola di là andavano fluide. Taglio? Taglia. Che scuola di là io l'ho messo su dopo. Germano Mosconi direbbe se non mi incazzo guarda. Ma che oh! Ma chiudi quella porta va. Ma che oh! Se non mi incazzo guarda. Avete voglia di mettere su le oli, sai, perché avanti che è mono. Verdi. Verde, gli fai anodizzare gli steli e pronti. No, quando fai un prodotto così bello è giusto che tutto quello che è si valorizza. Esatto. E sborsi ci stavano sti qua, a differenza di quelli a tampone, po'. Guarda che belli. Tanto che fanno su questo. Devi chiedermi prima. Questo è l'unico di incollato. Sì, ho fatto un pezzettino. Ah. Ma è troppo lunga, bisogna accortarle quelle cose. Ma allora. Sul sensore è quello del carburatore. Già rotto? L'hai già rotto? No. Boh. Adesso lo tagliamo. Lascia o taglio? Io lascia stirare sto video. Non ho paura di Questo è effetto strano quando hai il grandangolo, tipo, sembra che sia distante, che non sei qua a 10 cm neanche. Com'è il cuore, l'ansia? No, aspetta, vai, tira. No, aspetta. No, perché tutto il coso. Ah sì, Ok.
proprio il balance da cosa Ha anche un senso all'interno. Ah sì. Veramente queste devono andare bene anche sulle moto da pista e di conseguenza è importante. Adesso regoliamo. Questo un po' lo tiriamo tutto in un colpo. Quando trete tutto un po' alla volta, quindi facciamo un po' di tecnica. Quando strette tutto un po' alla volta, se no poi quando è stretto. Bello parlare col flex sotto. Quando è stretto non. Se ne stringe una dopo non riesci più a regolarlo, viene tutto storto. Fammi vedere la pinzatina sul freno posteriore. E quello sulla corona qua mi mancava. Non me l'aspettavo. Pinzatina, sì, catena. Quante viti abbiamo con la verdi qua? Pinzatina. Bene, vai. Molla. Volantina. Vai. Molla. Volantina. Molla. Quella volta la Moschino le ha fatte tutte le viti, ha speso 400 euro. Che buono. Ma che oh! Bene raga, sono arrivati anche praticamente gli ultimi pezzi che mancavano. Eccolo qua, adesso procediamo con smontare quelli che sono su e li montiamo, ecco. Diamo anche una pulita. E voilà. Adesso iniziamo a rimontare il tutto. Vediamo se riesco a imbroccarle tutte e tre da subito. Foglia di carta, potevi venire anche qui, sei? Porca troia. Sono due, manca la terza. Buono, secondo me non serve neanche stringere tanto per sicurezza. Questo è il risultato, che diciamo che rispetto a prima, che era così semplice, sono stati dei strisci neri, è molto più figa così. Procediamo anche dall'altra parte. Bene, lavoro finito. C'è un sole della Madonna. Questo è il risultato finito anche di qua. Secondo me col carbonio verde sta a Dio.